Ciao amici, ci troviamo sulle alture di Finale Ligure, e più precisamente nella località di Perti Alta. Da qui si parte per un percorso naturalistico. La chiesa che abbiamo visto prima è la chiesa di Sant'Eusebio. Ora percorriamo questo sentiero per toccare vari punti, di cui una cava dismessa, una croce di vetta e poi il punto più importante, una grotta. Ok, ora ci inoltriamo nel bosco, la giornata è bella, la temperatura è ideale e quindi non ci rimane che inoltrarci in questa nuova escursione. Ora stiamo percorrendo una salita di circa 800 metri. Comunque il dislivello totale è 258 metri. Una volta portati poi si appiana, il sentiero poi si appiana. Adesso ci dirigiamo verso la cava dismessa. Le indicazioni del sentiero sono ben marcate, banda bianca e rossa. La sigla VP sta per Via del Purchino. Questa è una cava dismessa, la cava, come abbiamo detto prima, una cava di pietra del finale della rocca di Perti. Siamo arrivati in un punto caratteristico della cava. Qua, come possiamo notare, la base, il colore base della pietra tende al rosa salmone. E quindi le lastre che venivano poi tagliate avevano questa caratteristica qua. Tra l'altro si è formata anche una specie di insenatura, probabilmente sentendo l'influenza del clima marino, magari è stato un po' corroso, dei venti. Siamo arrivati a un punto panoramico molto vicino alla rocca di vetta. Qua, come possiamo vedere, è anche l'arrivo degli scalatori che scalano questa parete qua. Infatti ci sono anche dei chiodi, io non so come si chiamano, per poter inserire la corda e tirarsi su. Il panorama qua è estremamente suggestivo ed eccezionale. Bene, ci siamo allora. Siamo arrivati alla rocca di vetta, dove è presente la croce. Questo è un punto suggestivo, bisogna fare molta attenzione perché sotto c'è lo strapiombo naturalmente. Il tempo si sta un po' annuvolando, ma dovrebbe resistere. Bene Mauro, ce l'abbiamo fatta, eh? Anche questa è conquistata. Molto suggestivo qua. Ok Laura, ci siamo, Dai, ci siamo, dai un piccolo sforzo e ci siamo. Scendendo verso Cianassi incontriamo una cosa caratteristica, una grotta denominata il grottino della Croce del Brick. E adesso andiamo a esplorare il grottino del Brick della Croce, vediamo dove ci porta. È un passaggio piuttosto
stretto. Mi sembra, siamo degli speleologi. Ok, un po' difficoltoso, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, e adesso vediamo di passare. Un po' difficoltoso, ma si riesce. Come va? Ce l'abbiamo fatta, eh? Ok, uscite da quest'altra parte del monte, che comunque comunica col sentiero principale. Bene, bene, bello, bello, eh? Sì, bello. Rocca di Perti, grottino del Pric della Croce. Bene, allora siamo arrivati in località Cianassi, dove qua è presente un'area picnic e ci fermeremo a pranzare. Bene, bene. Ok, dopo aver fatto una discesa abbastanza impegnativa, siamo arrivati all'area picnic e ora pranziamo. E buon appetito! Buona la torta della Laura, buonissima. Ok raga, io sono arrivato qua alla Grotta dei Polleri, però è veramente difficilissimo salire, proprio difficilissimo, perché bisogna avere le gambe fresche e non dopo una camminata. Comunque qua è veramente qualcosa di estremamente suggestivo. Ora io provo a fare un po' di video dentro questa grotta, che c'è un'ampietà, un'arcata proprio pazzesca. Scendo un pochino, giusto da vedere, da far vedere un pochino l'ingresso, ma poi non mi inoltro. Sono venuto su qua da solo perché è estremamente difficile venire su, ma lo sarà altrettanto scendere. Allora, ecco, ho attivato un po' la luminosità. Questa grotta è totalmente al buio. Qua c'è una specie di barella. E ok, qua è totalmente al buio. Totalmente. Ora mi inoltro un pochino, ma più di tanto non vado. Ok, ho anche preso una pila, giusto da fare un po' di luce lì nelle parti più profonde. Qua è veramente molto suggestivo, ma più di tanto non ci inoltriamo, perché non conoscendo l'ambiente, anzi da quel punto lì forse si ci inoltra ancora di più, ma io rimango nell'arcata principale, proprio subito all'ingresso. Probabilmente qua ci saranno anche dei pipistrelli che non voglio certamente disturbare. Quello, ecco, è un cunicolo dove si ci addentra ulteriormente. Però noi non proseguiamo, perché non siamo degli esperti, ma soltanto degli escursionisti visitatori. Però è qua veramente estremamente suggestivo, anche perché per arrivarci è veramente difficile. Bisogna avere gambe buone, ma soprattutto anche in discesa, perché poi ricordiamoci che dobbiamo fare la discesa. Anche questa arcata qua è proprio qualcosa di mastodontico, veramente eccezionale. Allora raga, sono qua all'ingresso proprio della grotta e sono venuto solo io perché, come ripeto, è un po' molto difficoltoso. Tra l'altro il sentiero non è segnato per niente, per fortuna io col Google Maps mi ha guidato fino a qua e per fortuna che c'era anche campo, se no non avrei potuto farla. Comunque merita veramente la pena visitarla. Qua c'è l'arcuata e alle mie spalle c'è un ulteriore ingresso, un'ulteriore caverna d'ingresso dove naturalmente non è consigliato andare. Ok, comunque adesso torno giù
a raggiungere gli altri. Ok, ora sto tornando giù, però appunto come si può vedere, guardate, bisogna scendere proprio qua, è estremamente difficile, perché mentre a salire si arranca e si viene su, a scendere bisogna fare un'ulteriore attenzione. Ecco, adesso che stiamo rientrando a Perti Alta, possiamo vedere che c'è come caratteristica la chiesa dei 5 campanili. Eccoli. Molto suggestiva, molto... sembra quasi una chiesa del nord Europa. Allora, siamo di ritorno e come di consueto facciamo un piccolo riassunto. Per fare questo bellissimo giro ad anello bisogna uscire a Finale Ligure sull'autostrada Genova-Ventimiglia. Da Finale Ligure scendere giù senza arrivare al mare e alla rotonda sulla sinistra prendere per Finalborgo. Per Finalborgo, superato il ponte, sempre sulla sinistra si prosegue verso Perti Alta, che dopo un po' è una svolta sulla destra. Si sale e si arriva alla chiesa di Sant'Eusebio e qua c'è un po' di parcheggio. Proseguendo un pochino la strada asfaltata si trova altro parcheggio. Benissimo. Da lì poi dove c'è le statue dedicate ai militi inizia il sentiero verso Croce di Vetta e la Cava. Si prosegue il sentiero seguendo il segnavia banda rossa e bianca e la via del Purchin, c'è una VP segnalate che significa via del Purchin, ci suggerisce Laura. Benissimo, seguendo quello si arriva alla Cava come prima tappa, bello suggestivo, poi proseguendo ci sono indicazioni che portano alla grotta della Rocca, una piccola grotta, e poi proseguendo ancora in discesa si va verso Giannasso, verso l'area picnic, verso Cianasso, l'area picnic. E da lì poi si può visitare, dopodiché si va verso Monte Sordo, superato il gruppo di casette grigie, e subito poi dopo circa 10 minuti di cammino c'è un sentiero non segnalato sulla destra che porta su alla grotta Polleri. È una salita un po' difficoltosa, quindi bisogna essere freschi, gambe buone, è consigliato farlo all'inizio della gita. Ok, ecco, e con lo sfondo della chiesa di Sant'Eusebio di Perti Alta noi vi rimandiamo alla prossima avventura e salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao.